Questa è stata una notizia che ci ha preso un po' tutti di sorpresa, perché quanto era stato stabilito purtroppo, come sempre, non viene mantenuto. Come comitato, e anche quale portavoce in questo momento dell'assessore Donazzan, che è presidente del comitato Tempio Ossario, posso annunciare che noi abbiamo già preso dei contatti diretti col Ministero della Cultura per provare anche un'altra strada per agevolare e accelerare velocemente i tempi. Tempi ancora una volta allungati dalla burocrazia per i lavori di sistemazione del Tempio Ossario di Bassano. Le carte fermano i lavori, fermano la volontà, fermano anche i ricordi, perché se noi pensiamo ai ricordi di quel Tempio Ossario dobbiamo sicuramente evitare che passato il santo finisca il miracolo, quindi dobbiamo lavorare fortemente perché nell'arco del centenario della Grande Guerra venga appaltato realmente quel lavoro. Ma il Veneto, il Bassanese contano ancora qualcosa a Roma? Decisamente noi non è che contiamo molto a Roma, e questo lo dico non solo per il Tempio Ossario, lo vedo anche per le tantissime proposte che noi portiamo di cambiamento nei palazzi romani. Noi ci vedono come qualcosa che preoccupa, e questo secondo me è un errore, perché noi siamo una risorsa importante per questo Paese, per questo territorio e non solo. Quindi bisogna sicuramente lavorare al di là dei colori politici per dare la giusta dignità a questo territorio.